Siamo con Nicola De Matteo qui ad Agrigento per presentare la lista di cui lo stesso è il fondatore, il Popolo della Famiglia, che concorrerà a queste elezioni del prossimo 4 marzo. Intanto noi pensiamo che questa terra così meravigliosa possa ripartire dalla famiglia. E non sono risultati minimi perché, come sapete, abbiamo raccolto ben 43.500 firme in tutto il territorio nazionale, ci siamo attestati comunque con un livello forte e un vero movimento di popolo che sta ripartendo per ricredere nell'alternativa politica. Il primo obiettivo che noi pensiamo è quello di proporre al primo Consiglio dei Ministri il reddito di maternità, che è quello di dare 1.000 euro al mese alle donne italiane, dove facciamo ripartire la famiglia, ma che comunque può eventualmente fare, deve, perché in Italia dove la natalità è comunque scesa del 50-60%, noi possiamo solo ripartire con le nascite dei nostri figli e far ripartire sia la terra che questa, che la Sicilia, che per me la Sicilia riparte dalla famiglia, perché la Sicilia è quella che ci ha insegnato, è quella che ci dava un calore umano, è quella che ci si ripartiva, ci si rivedeva con dei valori che erano fondamentali, e qualcuno ce la vuole portare via, e questa è tutta la vecchia politica che noi non accettiamo più. Vogliamo che possa avvenire questo cambiamento con un'alternativa vera, dove c'è un papà e una mamma e dei figli, e nessuno questo lo toglierà, né i nostri figli né le nostre famiglie. Tra le candidate del Popolo della Famiglia, questa nuova elezione politica che cerca il consenso il prossimo 4 marzo, c'è l'agrigentina Laura Terrana. Noi abbiamo deciso di impegnarci con questo movimento perché vediamo che è l'unica alternativa possibile per poter cambiare le sorti di questo Stato, le sorti di questo Paese. Noi crediamo veramente che se partiamo dalla famiglia, che è il prisma fondamentale della società, come diceva anche Giovanni Paolo II, possiamo realizzare un'alternativa possibile. Perché? Perché dalla famiglia, attorno alla famiglia gira la sicurezza, la sanità, il lavoro, l'educazione, l'istruzione dei nostri figli, che saranno il futuro di questa società, e noi non possiamo permettere che la vecchia politica, come noi vediamo, come abbiamo scritto No Gender nelle scuole, non possiamo permettere che la vecchia politica li ideologizzi. Noi dobbiamo lasciare una libertà educativa ai nostri figli per poter scegliere un futuro migliore. Anche Sergio Coniglio partecipa a questa competizione elettorale. Sì, mi hanno tirato sopra questa scelta, direi anche con sacrificio, però di servizio. Ritengo che sia arrivato il momento di dire al popolo italiano che ormai, diciamo, la devastazione che abbiamo assistito e che assistiamo continua a essere imperante. Viene portato a compimento quello che era diciamo, la rivoluzione culturale del 68, nuovo diritto di famiglia, il divorzio, l'aborto, le unioni civili, la cannabis a scopo farmacologico, ma con didattica a dire che non esiste differenza tra droga leggera e droga pesante, e l'ultimo boccone amaro, avvelenato, anche per le cliniche cattoliche, quella lì di dire anche in maniera omissiva l'eutanasia occulta. Cosa dire? È chiaro che ecco, la contestazione nasce dal Family Day del 2015-2016, che è stato tradito, dei tanti cattolici presenti nel nostro Parlamento, ma che di fatto non svolgono la loro funzione di mettere avanti i principi non negoziabili. Ecco, ripeto, la vita ormai non nasce più nessuno in Italia.